Oggi facciamo un bilancio della tradizionale appuntamento dedicato alla stella di Natale, poinsettia, ed è una giornata che ci dà modo di trasmettere i risultati che otteniamo ovviamente dall'allevamento, dalla coltivazione di questo prezioso fiore. È un bilancio sicuramente positivo, abbiamo un riscontro di circa 100 persone molto interessate alle prove varietali, alle prove di coltivazione, alle prove di lotta biologica, ma anche ormai da qualche anno anche ai costi economici. Cosa costa fare questa stella di Natale? Ce l'ha detto il professor Ragazzoni in parole molto semplici, perché riesce a tradurre la complessità dell'economia in parole semplici, però è importante per il produttore perché in base al costo riesce a capire cosa poter, vendere quel vaso lì. Oltre ai costi abbiamo iniziato a indagare i consumi, quali sono i consumi, quali sono i prodotti più ricercati in questo periodo e nel prossimo futuro, che sono importantissimi sempre per i produttori, per le associazioni florovivaistiche, per capire nel prossimo futuro dove investire, dove innovare, e sono cose fondamentali per ovviamente l'azienda agricola, per vivere e per ovviamente sviluppare certe tematiche e investire.